Quanto importante è ricordare soprattutto per le giovani generazioni? Fondamentale perché solo così ci sentiamo popolo, solo così sappiamo che una storia, che ha un recentissimo passato e che è stata rimossa dalla storiografia ufficiale è ancora nella nostra carne. In Regione del Veneto noi l'abbiamo favorita attraverso il coinvolgimento delle associazioni degli esuli, dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, i veri protagonisti, quelli a cui per troppi anni non è stata data la parola. Drammi che riescono ancora a scuotere la coscienza, soprattutto dei più giovani, che forse hanno un senso della giustizia e dell'ingiustizia che non ha niente a che fare con la parte ideologica della lettura della storia. È importante perché è una storia così vicina, sia in termini geografici che in termini temporali. È la storia di un straordinario martirio di un popolo che è stato cacciato da quelle terre solo perché è italiano. Ed è di attualità. Oggi ragioniamo di quale Europa, quali confini, ma di quali sono i diritti per stare in Europa. Ancora oggi, nella ricerca di tenere insieme anche Croazia e Slovenia in questo profilo europeo, noi dobbiamo fare i conti con i gravi danni, con le violenze, con gli eccidi e con la restituzione dei beni agli italiani. Io credo che sia una pagina che deve essere riaperta proprio perché se vogliamo parlare di giustizia e vogliamo andare nella stessa strada e avere un destino comune, dobbiamo sanare tutti i danni che ci sono stati.